Buongiorno, ben ritrovati con il consueto appuntamento con Linea Diretta. Benvenuti telespettatori. Lo spazio che solitamente dedichiamo ai pensionati oggi lo vogliamo dedicare alla manifestazione che è in corso proprio in questo momento, lo sciopero nazionale del pubblico impiego, servizi del pubblico impiego di cui proprio i personali sono i fruitori, oltre ovviamente a tutti i cittadini, ma i pensionati lo sono sicuramente moltissimo. Cerchiamo di capire perché. Cerchiamo di capire quali sono le categorie che fanno parte del pubblico impiego e perché oggi hanno scelto di fermarsi. Vi presento subito i nostri ospiti, saranno loro un po' a raccontarci che cosa succede nella giornata di oggi. Buongiorno a Mary Pallaro, segretario generale della funzione pubblica, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. E poi abbiamo Adriano Pozzato, segretario regionale della funzione pubblica. Buongiorno Adriano. Allora Mary, partiamo proprio da lei, pubblico impiego, ma non solo, ci sono anche i lavoratori che per il pubblico impiego con il pubblico impiego hanno un'occupazione. Chi è il datore di lavoro nel pubblico impiego? Cerchiamo un po' di far capire di quali categorie di lavoratori stiamo parlando e quali sono un po' i diritti che in questo momento a loro stanno venendo a mancare. Sì, a volte sfugge a molti che le motivazioni che noi portiamo in piazza oggi, ma quella di oggi è una diretta conseguenza della grande manifestazione che abbiamo fatto a Roma l'8 di novembre, è che per noi il governo non è solo il governo, per cui chi poi fa le leggi, il potere esecutivo a livello nazionale, ma è anche il nostro datore di lavoro, perché la peculiarità del lavoro pubblico è proprio questo, che noi dipendiamo direttamente dal governo e per noi non avere un tavolo di confronto con il governo vuol dire, sarebbe come per l'industria dover mettere mano a una riorganizzazione di una fabbrica e non aprire una discussione con chi poi dentro questa fabbrica ci lavora o comunque con le rappresentanze sindacali. Allo sciopero di oggi non c'è solo la funzione pubblica, ma c'è la scuola, c'è l'università, c'è la ricerca, ci sono i medici e ci sono tutti quei lavoratori che poi operano all'interno dei servizi pubblici. Pensiamo al terzo settore che collaborano in maniera molto forte all'interno della sanità piuttosto che sociale dentro le case di riposo e devo dire che oggi sono davvero il terzo mondo nel mondo del lavoro, perché poi mancano assolutamente di tutele di diritti e noi vogliamo con loro oggi portare avanti questa piattaforma. Allora Adriano, si è detto non è uno sciopero contro i cittadini, perché poi in qualche modo il pubblico impiego oggi si fermerà, ma è uno sciopero per i cittadini. Sì, è uno sciopero per i cittadini perché noi rivendichiamo sì il rinnovo del contratto che è bloccato da 5 anni, però quando diciamo vogliamo rinnovare il contratto è perché là dentro c'è tutta la regolazione di quello che riguarda i lavoratori che lavorano nel sistema pubblico e quindi quando si devono affrontare le fasi di riorganizzazione, quando si devono affrontare le fasi di valorizzazione del personale a che sia motivato giustamente dal proprio datore di lavoro pubblico per fare meglio, quando si ragiona in termini di formazione, come formiamo i lavoratori a che siano sempre aggiornati in grado di favorire il miglior servizio, quando si parla di vogliamo aumentare la qualità dei servizi pubblici, sì, ma come fai? Devi entrare ecco, il contratto è il contenitore anche di tutte queste regole qui, per cui noi diciamo è necessario aggiornare il contratto perché a un certo punto diventa anche vecchio, oltre alla questione salariale è anche la questione normativa, però come orizzonte noi abbiamo la grande motivazione della CISL in particolare, delle categorie del lavoro pubblico, di avere un orizzonte su servizi di qualità, innovati, aggiornati, che diano risposte alle esigenze dei cittadini, perché la centralità è sempre come il servizio pubblico risponde ai bisogni dei cittadini. Esatto. È lì la centralità, poi tutto il resto deve funzionare, ma non può il governo mettere in condizioni i lavoratori di non sentirsi rispettati nei diritti fondamentali e poi pretendere che siano i migliori dipendenti del territorio. Lo saranno se sono anche rispettati dal proprio datore di lavoro. Allora, i dipendenti del pubblico impiego
visto che non viene rinnovato da anni il contratto, avrebbero perso circa 3.000-4.000 euro in busta paga, e sono tanti soldi in un momento come questo in cui il costo della vita aumenta tantissimo. Però la spesa dello Stato non è che sia diminuita, e quindi perché lo Stato continua a voler tagliare questa manovra di spending review, che però paradossalmente non dovrebbe cadere sulle spalle dei lavoratori del pubblico impiego? È un'equazione molto semplice. Noi siamo riusciti a intervistare Franca Porto, il segretario generale della CISL, e con lei c'è un po' il riassunto e il racconto di che cosa sta succedendo nel pubblico impiego, ma anche della protesta che la CISL sta mettendo in atto contro legge di stabilità e Job Act. Oggi c'è lo sciopero nazionale del pubblico impiego, domani, dopodomani e ancora il giorno seguente in 3 città d'Italia ci saranno altre manifestazioni. Allora diamo intanto la parola a Franca Porto, poi le sue argomentazioni le commenteremo insieme in onda. In questo momento noi della CISL ci stiamo preoccupando molto delle condizioni in cui vivono i nostri iscritti. In Veneto decine di migliaia di uomini e donne che lavorano in realtà importantissime, con la grande preoccupazione che il loro lavoro rimanga, che la loro azienda non chiuda, e magari anche con la grande preoccupazione di avere un marito, una moglie, dei figli che non riescono a trovare lavoro. Ecco, questa mancanza di lavoro è l'elemento che bisogna risolvere prima di qualsiasi altra roba, se vogliamo dare futuro alle persone e al Paese. Per questo ci poniamo degli obiettivi, delle priorità. Allora, ha parlato di mancanza del lavoro. È importante perché nel pubblico impiego un altro grande problema, oltre alla mancanza del rinnovo del contratto, c'è la precarietà. Quanti lavorano per il pubblico impiego ma non hanno un contratto fisso? Quanti non hanno tutele, soprattutto nei settori della ricerca e nei settori della sanità? Questo è un altro dei tanti problemi che poi rendono molto fragile il sistema pubblico nella nostra Italia. Lei prima dell'intervento della nostra segretaria regionale ha introdotto un altro argomento, che è quello poi della spesa, che bene si allinea poi col tema dei precari e la scarsità poi di diritti che a queste categorie di lavoratori vengono riconosciuti. La spesa, noi abbiamo visto che in questo blocco di contratti, ma anche blocco di assunzioni a tempo indeterminato, dura da parecchi anni, ha portato sì a una riduzione molto importante del costo del personale, però contemporaneamente la spesa del pubblico in generale è aumentata, e questo è dove sono andate queste risorse? Sono andate bruciate, lo dobbiamo dire, bruciate all'interno di consulenze, all'interno del malaffare, all'interno di costi, non pensiamo al tema dei costi standard, ma soprattutto se pensiamo poi a come anche in Italia noi abbiamo una pubblica amministrazione molto, molto diversa, dove abbiamo servizi, credo che il Veneto su questo insomma si possa porre a tutti i livelli come una pubblica amministrazione di prima qualità, abbiamo altre realtà che non sempre è così. E dentro tutti questi processi poi abbiamo il grande problema dei precari, perché poi il blocco delle assunzioni ha determinato forme diverse di assunzioni di personale, che sono i co-co-co, le false partite IVA, soprattutto poi all'interno delle cooperative, quel mondo che dicevamo prima, di lavoratori che lavorano per il pubblico ma non sono dipendenti pubblici, che poi creano quello che si chiama il dumping contrattuale, perché diventa poi un ricatto nei confronti di chi è a tempo determinato, che dicono beh tu cosa ci chiedi? Attenzione, perché guarda che perché domani noi apriamo un altro pezzo a questi lavoratori e per cui ti troverai nelle stesse condizioni. Questo è un tema davvero molto, molto importante, sul quale credo che oggi davvero bisogna puntare l'attenzione, e noi con la fiaccolata che faremo oggi pomeriggio vogliamo davvero dare spazio anche a queste persone, a questi lavoratori che sono importanti per i servizi che diamo, ma davvero poco considerati da tutti, soprattutto da quel governo che è datore di lavoro. Allora, ricordate il nostro numero in sovraimpressione, attraverso linea diretta voi potete intervenire, telefonate da casa, soprattutto se siete uno di questi precari di cui vi stiamo raccontando e che la CISL vuole rappresentare, scendendo proprio non in piazza ma tra le calle di Venezia. Questo pomeriggio alle 16 c'è il ritrovo in Piazzale Roma, se non sbaglio. Davanti alla stazione. Davanti alla stazione, ecco, davanti alla stazione, e poi chi arriverà da Piazzale Roma saranno quelli che arriveranno con auto o con pullman.
per poi iniziare la fiaccolata tra le calli di Venezia. Adriano, la cosa interessante è che il governo tante volte ha detto beh, ma i lavoratori del pubblico impiego sono già tanti, no? E i tagli, la famosa spending review, sta anche un po' sul numero, sul fatto che bisogna efficientare la macchina operativa dello Stato. Ma come facciamo poi noi a garantire dei servizi soprattutto per esempio nella sanità, la sanità convenzionata o nella scuola? Allora, bisogna riuscire a tenere sempre ben diviso il pensiero che a ognuno viene quando si parla di i pubblici dipendenti. No, perché hanno chiamato, la parola fannulloni è stata ben utilizzata. Certo, infatti ha ragione, non solo fannulloni, e tante altre, e ogni giorno quante parole che magari in maniera anche inconsapevole tante persone esprimono o gli verrebbero da dire. Però bisogna dividere questo, che è un luogo comune, è come dire che l'Italia va male senza riflettere che c'è tantissima Italia invece che sta facendo di tutto perché vada bene. Ecco, dicevo, dividere quello dal fatto di cos'è il pubblico impiego che si critica. Perché se noi diciamo che il pubblico impiego sono gli OSS, gli infermieri, i fisioterapisti, i medici che troviamo negli ospedali, nelle case di riposo, se noi pensiamo che i pubblici dipendenti sono gli insegnanti quando portiamo i bambini all'asilo, alle scuole elementari, alle scuole medie, alle superiori, quando noi pensiamo che i servizi pubblici sono i vigili del fuoco, sono la polizia penitenziaria, sono tutti quelli che ci danno quei servizi pubblici a cui tante persone appunto vanno perché hanno bisogno di risposta. Noi quella comunità lì, ecco, quella lì è il pubblico impiego, è il servizio pubblico, bisogna avere ben chiaro questo. E quando si critica quella gente lì, è perché è un luogo comune, purtroppo non c'è quella dovuta attenzione, perché è facile, e sa perché mi permetto di dire che è facile criticare il pubblico impiego perché tanto il giorno dopo lo ritrovi lì che ti fa il servizio sempre a disposizione. Questo è il punto. Si blocca un paese se si blocca il pubblico impiego, si bloccano i servizi. Ma diciamo il paese perché si bloccano i servizi? Cioè, ogni cittadino deve pensare a quanti servizi pubblici lui fruisce nel suo corso di vita, ma neanche vita, anche solo in un corso di 10-20 anni. È una cosa incredibile, quando uno si alza il mattino fino alla fine, in ogni evento di emergenza, di straordinarietà e anche di normalità, ecco, che riguardano gli anziani, i bambini, i lavoratori, cioè il servizio pubblico è una molteplicità di servizi e di attività che sono veramente tante ed è ingeneroso criticarle soltanto. No, ma poi noi paghiamo le tasse per questi servizi, ricordiamocelo, pagate le tasse, paghiamo tutte le tasse ogni giorno per avere questi servizi ed è anche giusto che questi lavoratori abbiano gli scaglioni, il rinnovo del contratto di lavoro, perché la qualità della vita rischia insomma di essere sempre meno, il costo della vita è sempre più alto. Allora Mary, che cosa chiedete esattamente? Perché voi volete anche un efficientamento dei servizi, quindi anche una formazione migliore, voi volete anche poter dare un servizio migliore al cittadino, oltre ovviamente al rinnovo del contratto. Si parla molto di burocrazia, vediamo tutti i giorni i dati che ci propinano poi i vari quotidiani piuttosto che la televisione di quanto poi incide la burocrazia nel nostro sistema, parlo adesso del privato, no? Industriali, l'industria ma anche l'artigianato, dice beh noi spendiamo tanti miliardi in Italia per quelli che sono poi i costi della burocrazia. Ma cos'è la burocrazia in effetti? Sono le regole di governo poi che c'è dentro la pubblica amministrazione. Ma se poi ogni ministro fa una riforma della pubblica amministrazione e non si nega a nessun ministro una riforma e poi l'ultimo ministro che arriva non si preoccupa di cosa è stato della precedente riforma ma ne fa un'altra, poi diventiamo noi la causa di quelli che sono tutti i mali. Ecco, noi vogliamo che attraverso un'apertura di un tavolo si faccia finalmente chiarezza di quelle che sono le regole che servono per far funzionare i servizi. Pensiamo solo a un tema molto caldo oggi che è quello delle province.
Quanto si è parlato delle province, abolizione delle province, le province non servono, ma chi effettivamente oggi sa quali sono i servizi che erano le province? Pensiamo solo alla scuola, alle viabilità, all'ambiente, ma le scuole sono temi assoluti, sono 5 anni che ci stiamo nascondendo dietro questo tema. E poi un altro grandissima favola da sfatare è che poi l'Italia abbia più dipendenti pubblici o spenda più degli altri stati europei. Non è assolutamente così. Noi siamo sotto come numero di dipendenti pubblici da quello che è la media europea, spendiamo meno per alcuni servizi di quello che viene speso nell'ambito europeo. Noi pensiamo che la sanità in Italia si pone al terzo livello a livello mondiale e il Veneto al primo livello. Per cui, ma dobbiamo anche mantenerli questi ma dobbiamo mantenerli, ma com'è che li manteniamo se poi riduciamo le persone? Perché il pubblico, poi i servizi pubblici li danno le persone, non abbiamo le macchine che stampano. Devono essere soddisfatte del loro lavoro. Ma devono essere non soddisfatti, messi in condizioni di dare servizi e i lavoratori pubblici rivogliono la loro dignità. Mari, prendiamo la telefonata, pronto? Buongiorno, sì, chiamo Francesco. Prego. E chiamo da Vicenza. Volevo fare una domanda ai due ospiti che avete. Volevo chiedere, io ho 56 anni, ho finito la mobilità un paio di mesi fa, 2 mesi fa, e purtroppo come tanti adesso mi trovo senza reddito, non c'è neanche un minimo. Che lavoro faceva? Io lavoravo in un'azienda che faceva acciaio, faceva magazziniere, mulettista, di tutto insomma. E adesso purtroppo sto cercando lavoro, ma niente, non si trova niente, perché io non è che voglio aiuti a me mi interessa il lavoro e basta, cioè non pretendo chissà cosa. Volevo chiedere, siccome che ho 34 anni di contributi, posso chiedere la pensione anche minima, cioè voglio dire, almeno per avere un minimo di reddito. Grazie, le facciamo subito rispondere. Ho visto Marie che annuiva con... No. Annuivo perché questa è la parte drammatica. E allora, quando noi abbiamo deciso di fare questo sciopero per il contratto, ci rendiamo anche conto, perché viviamo, cioè questo signore, noi, ognuno nella nostra famiglia ha case, io ho un figlio che ha 20 anni, ovviamente non trova lavoro, e ho un marito che è più i giorni che è a casa che non a quelli che lavora, e lavorando in un'impresa che ha meno di 15 dipendenti, insomma anche la cassa in deroga è una tragedia. Io volevo, prima di provare a dare una risposta a questo signore, ecco, quando noi diciamo chiediamo il contratto e chiediamo le risorse, ci siamo anche posti il problema. Noi sappiamo che i nostri stipendi poi gravano sulla finanza pubblica, sono tasse, e noi non è che chiediamo che queste risorse che servono a noi debbano essere tolte magari dal finanziamento della cassa integrazione piuttosto che altri, ma noi ci facciamo carico di mettere mano a quelle che sono le disfunzioni delle pubbliche amministrazioni, perché eventualmente queste risorse possono essere recuperate dalla riorganizzazione e non andare a gravare su un pezzo d'Italia, di cittadini che sono poi la nostra storia, perché poi queste sono le cose drammatiche. Però non vogliamo neanche che poi alla fine, quando ci dicono ma voi avete il lavoro fisso, per cui di cosa vi lamentate? No, ecco, questo bisogna un po' stare attenti, perché ci si gioca molto, no, su questa, e non è perché allora se tutti diventano dipendenti insicuri poi l'Italia va meglio. Ecco, questo per chiarire. Poi signore, io credo cosa possiamo dire al nostro telespettatore? Io credo che oggi purtroppo il signore si trova in una delle tante situazioni drammatiche che si sta vivendo, e io credo che insomma non ci siano strumenti come la pensione che possono, perché qui 34 anni di contributi siamo un po' lontani, però è vero anche che ci sono all'interno dei comuni, all'interno di ogni provincia, dei progetti sui lavori socialmente utili che in qualche modo riconoscono a queste persone la possibilità di avere un transito tra un lavoro e l'altro e poter insomma avere quel pezzo di reddito che dà, oltre ovviamente a garantire la sopravvivenza, ma io
rende la vita di una persona dignitosa, perché il lavoro poi alla fine, dobbiamo non rifarci alla Costituzione, rende la vita dignitosa. Quindi anche il nostro telespettatore si deve rivolgere al pubblico impiego. Potrebbe, assolutamente sì, perché poi l'INPS, piuttosto che i comuni, piuttosto quelli che sono i servizi, è sempre qui che vengono, e noi davvero ci sentiamo parte di questo, non è che no, ed è per questo che ancora di più, con ancora più forza protestiamo, perché poi tutte le risorse che vengono sprecate sono risorse che noi togliamo a queste persone. Ecco, lei ha detto la parola sprechi. Adriano, abbiamo una slide molto interessante che riguarda gli enti locali. Allora, 49.000 addetti in meno, 75.000 lavoratori precari, una staffetta generazionale che ci racconta di 12.000 addetti in meno. Stiamo parlando degli enti locali. Però che cosa succede? Che le imposte sono aumentate del 19,1% e le spese il 45% sono per acquisti e incarichi esterni, le famose consulenze partecipate. Allora, come la possiamo commentare? Ma soprattutto, a partire da queste premesse, che cos'è che si può ottenere attraverso un incontro, un colloquio con il governo, in concreto secondo lei? Beh, noi altri diciamo che da più anni, portiamo avanti anche un disegno di portiamo avanti una proposte per un ridisegno del sistema istituzionale e contestiamo che ci siano così tanti enti, così tanti comuni, i quali a loro volta hanno altre società partecipate, attivano molte consulenze e fino ad arrivare a una cifra straordinaria. Si pensa in Italia che solo per le partecipate viaggiamo intorno alle 30.000 società che si devono necessariamente realizzare. Ogni comune, se non anche qualche realtà, ogni comune o insomma, ogni ente pubblico fa anche delle gare d'appalto, a volte ha un ufficio, a volte ha anche più uffici che si occupano di gare d'appalto, quindi sono centri di acquisto, c'è una moltitudine, migliaia di centri di acquisto in questo paese. E allora, da una parte diciamo serve a razionalizzare le società partecipate, tante volte luogo poltronificio, per sistemare... Una parola che purtroppo conosciamo bene, questo sì, poltronificio. Per posti dove vengono piazzate persone a cui non si può dire di no e che devono ricevere comunque un quantum economico finché no, ecco, sono nel giro. Dobbiamo ridurre le consulenze, dobbiamo ridurre le centrali d'acquisto, cioè perché tutti devono comprare qualcosa? Beh, organizziamo, razionalizziamo a che siano pochi che comprano per tutti. E poi il riordino nel territorio. In Italia ci sono più di 8.000 comuni. Noi diciamo da anni che è necessario fare una riorganizzazione, ma tutti sanno anche quanto difficile sia che un comune si metta assieme all'altro, non necessariamente per la fusione, per fondersi, ma anche soltanto per mettere insieme la gestione unificata dei servizi. Perché? Perché vai a toccare tanti sistemi consolidati e soprattutto reclami una mentalità che appunto sia capace di lavorare in gruppo e sinergica. Queste cose qui generano talmente di tanta spesa e come CISL, funzione pubblica in particolare, ma in tutti i tavoli di trattativa, noi da qualche anno abbiamo posto una questione che va sotto il nome di Dobbiamo prendere la telefonata, però Adriano, la blocco, poi torniamo 16, insieme. Poi ne riparliamo. Sì, articolo 16, pronto? Pronto? Sì, pronto, prego, ci dica. Pronto? Sì. Salve, io sono da Belluno. Grazie. Volevo chiedere alla signora. Io ho 59 anni, ho 36 anni di contributi, 36 anni e mezzo. Per chiedere la pensione come si può fare? Perché il lavoro non si trova da nessuna parte, quindi sei troppo vecchio e non trovi nessuno. Grazie mille per il suo contributo. Torniamo in onda, adesso proveremo
a cercare di darle una risposta. Il problema è sempre questo, no, della gente, non possono contare su un reddito, è incredibile, allora, perché poi c'è anche il blocco delle assunzioni in tutto questo. Mary, prima di rispondere però vorrei chiedere ad Adriano se conclude il suo ragionamento, perché l'abbiamo lasciato in piedi. Sì, si parlava di, dicevo, articolo da qualche anno, insomma, articolo 16, cosa significa? È una possibilità che si ha di affrontare al tavolo in ogni ente locale, in ogni ente della sanità, in ogni ente pubblico, le questioni relative alla riorganizzazione interna di quel posto lì per ridurre sprechi, per fare lotta alla spesa improduttiva, eccetera. Però E questa è una pista importante, perché se lì ricava risorse, per noi quelle risorse potevano andare anche in parte a rinnovare il contratto, per dire, o i contratti aziendali. È difficile che questo si svolga dappertutto, è successo in qualche raro ente, è difficile che si svolga dappertutto perché significa che gli enti devono essere trasparenti, devono dire dove spendono i soldi. Questo è un ostacolo straordinario che impedisce in questo Paese che il sindacato, che piuttosto viene criticato che non ritenuto utile, impedisce al sindacato, che è l'insieme dei lavoratori, nel proprio posto di lavoro, con gli amministratori che sono lì pro tempore in base ai periodi elettorali, di affrontare le questioni di quell'ente lì. Neanche si può, eppure le norme lo prevedono. E qui c'è qualcosa che non va, perché non si vuole lottare, e noi da anni lo chiediamo, contro questa spesa pubblica incontrollata, però bisogna farlo ente per ente, le norme ci sono. Vediamo, insomma, Renzi pare che stia un po' scegliendo di tirare avanti per la propria strada, ha rifiutato in molti modi poi un incontro, un confronto vero e reale. Questa noi l'abbiamo denunciato, ma anche l'FNP, insomma il sindacato dei pensionati l'ha denunciato anche per il fondo alla non autosufficienza, per chiedere gli 80 euro anche ai pensionati, a cui per esempio ancora questi soldi non sono stati destinati, eppure abbiamo pensioni che non arrivano ai 500 euro, quindi insomma, ci sono delle richieste abbastanza lampanti. Maria, riusciamo a rispondere anche a questo secondo telespettatore? Allora, io purtroppo non sono un'esperta di previdenza e non vorrei improvvisare risposte, perché il tema è così serio che non possiamo improvvisarci a dare risposte che non possono. Io però consiglio a questo signore di andare in uno dei qualsiasi dei patronati della CISL, che sono per fortuna dislocati in tutto il territorio anche del Bellunese, che sanno non solo dare la risposta specifica mettendo assieme l'età anagrafica con gli anni di lavoro e capire quale percorso possono fare senza doversi rivolgere necessariamente all'INPS, ma può anche dare indicazioni su quali altri percorsi può fare per avere eventualmente un reddito minimo attraverso il quale poi garantire alla propria famiglia insomma, la sopravvivenza, perché siamo a questo punto. Siamo a questo punto. Sulla questione invece che lei poneva adesso, sul fatto che Renzi poi continua a negare il confronto, su questo io credo sia importante però fare da un lato un po' di autocritica come sindacato, però criticare anche Renzi, perché quando Renzi poi parla di sindacati in generale, credo che sia molto ingeneroso nei confronti della CISL, perché credo che la CISL da sempre, ma soprattutto nell'ultimo periodo, abbia a volte o spesso fatto proposte anche controcorrente, io parlo anche della funzione pubblica, che non sempre sono stati capiti anche dai lavoratori che noi rappresentiamo, e lui sa che noi al tavolo portiamo una visione che non è la tutela del lavoratore fino a se stesso, ma è la tutela del servizio e la tutela del lavoratore all'interno del servizio che noi dobbiamo dare. E molto spesso ci confonde con altri sindacati che non fanno sciopero con noi oggi, ma che faranno sciopero il 12, e che invece fanno uno sciopero che ha, proprio per le motivazioni che porta, più di natura politica. Noi non vogliamo fermare quelle che sono le iniziative del governo, perché come tutte le cose ce ne sono alcune positive, altre che lo sono meno, sulle quali noi vorremmo dare il nostro contributo, ma noi non ci arroghiamo il diritto di eleggere o mandare a casa qualsiasi governo. Noi facciamo la nostra parte del sindacato. Prendiamo la terza telefonata di questa giornata. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, prego. Sono signora Adriana, volevo chiedere
di pensioni. Come io ho come età posso andare a pensione, diciamo, 64 anni, però non ho abbastanza, diciamo, anni di lavoro in Italia, 18 anni, però all'estero ho 22 anni. Come ho fatto, diciamo, domanda per andare a pensione, mi hanno detto che quelli, diciamo, anni che ho lavorato fuori non si contano, solo per avere sicurezza che io ho fatto fuori e posso andare in pensione. È possibile con 420 euro di 18 anni qui in Italia si deve andare e non lo so cosa devo fare esattamente. Grazie per averci contattato. Io invito subito la regia a mandare in onda un numero di telefono, i contatti del sindacato CISL, perché abbiamo già capito che la prossima puntata sarà dedicata alle pensioni, perché è un tema in cui veramente i nostri telespettatori hanno tante domande da fare. Anche a lei che ci ha contattato e che ringrazio, prego di segnarsi questi numeri di telefono, li terremo un pochino di più in sovraimpressione. Questo è il sito internet, perché contatti questo numero lì, potrà trovare le risposte che cerca. Rischiamo così in pochi minuti di non essere esaurienti, non avrebbe senso, quindi telefoni allo 041 533 0819. CISL pensionati del Veneto potranno darle una risposta. Torniamo a noi e torniamo alle manifestazioni. Oggi c'è lo sciopero nazionale per il mio contratto. Tra l'altro io vorrei, vediamo se riusciamo a farlo vedere, questo è il volantino della manifestazione, lo facciamo vedere esatto in questo modo, vediamo se, eccolo qua, perfetto, ce l'abbiamo fatta, eccolo qui, questo è il volantino, lo giro anche per il mio contratto, lo sciopero nazionale di oggi. Domani, dopodomani e dopodomani ancora ci sono altre 3 manifestazioni, Milano, Napoli, Firenze, per coprire tutta l'Italia contro la legge di stabilità e Giovette. Non riusciamo a mandare il contributo che avevamo raccolto ancora con Franca Porto, perché preferisco passare la palla a voi che siete qui con me e possiamo interagire. 2 minuti a testa per dare la battuta finale legata un po' a queste manifestazioni che ci saranno e perché è importante che ci sia la partecipazione, perché è importante che il messaggio arrivi. Adriano. È importante perché innanzitutto partiamo sempre da un'impostazione di strategia sindacale, modalità operativa sindacale che deve essere chiara. Come diceva Mari, in questo paese l'ingenerosità di Renzi è quando fa di tutta l'erba un fascio, cioè i sindacati. In Italia c'è la libertà sindacale e ognuno può fare quello che ritiene. Questo è chiaro, per cui non c'è neanche un problema se uno fa una cosa, fa un'altra. Però è giusto aver chiaro questo per dare giudizio di merito sulle cose. Noi abbiamo scelto come CISL di fare queste iniziative il 2, 3, 4, il 2 a Firenze, il 3 a Napoli, il 4 a Milano, quindi interregionali diciamo, per porre una serie di questioni al governo sempre, perché sono iniziative, manifestazioni, che però non hanno il carattere dello sciopero generale, cioè abbiamo fatto una scelta di non andare sulla strada dello sciopero generale di questo Paese, chiamare i lavoratori a questa cosa, perché riteniamo innanzitutto che i temi che oggi sono all'attenzione della legge di stabilità, Jobs Act e altro, sono temi che possono avere delle migliorie ed essere risolti con il confronto, con la possibilità che il sindacato faccia delle proposte. Noi ne abbiamo, riteniamo che sono importanti e secondo noi il governo, ed è per questo che noi protestiamo, per fare un pressing sociale molto forte, se aprisse qualche tavolo, se accettasse di avere un minimo di confronto anche con le parti sindacali, noi riterremmo che si potrebbe produrre qualcosa di bene in questo Paese. Quindi, e questo è il primo. Secondo elemento è che portare questo Paese a uno sciopero generale, a uno stop di tutti, secondo noi significa riavviarci verso una strada che reimpantana questo Paese. Un passo indietro. Significa affrontare questa strada dal punto di vista politico, cioè vogliamo mandare a casa questo governo, noi riteniamo come sindacato non è questa la nostra funzione,
Quindi noi non fermiamo il paese che è già in crisi e che serve a dare un'altra mazzata che è ancora più fatica a risollevare il sistema, ma però premiamo, ecco il senso delle 3 manifestazioni, il governo per dire: caro mio, tu ci sei, devi confrontarti con il sindacato, non fare che il sindacato vada a rovinare l'Italia perché tu capisca. Questo noi diciamo, capisci, senza il percorso di rovinare il paese. Grazie ad Adriano Pozzato, segretario generale regionale della funzione pubblica, l'ho anche elevata di carica. Ma è la collega. È la collega. 2 minuti anche a lei, siamo veramente in chiusura. Marie Pallaro. Sì, su tanti temi, questo è un orario che di solito viene in qualche modo condiviso con i pensionati, con la FNP, e io vorrei proprio quali sono i temi dei pensionati dentro queste manifestazioni del 2, 3, 4, che credo che insomma, che poi i pensionati oggi sono il vero ammortizzatore sociale, no, dell'Italia. Beh, il fatto molto grave è che nella legge di stabilità non è previsto il finanziamento degli 80 euro per i pensionati, quando sappiamo che anche in Veneto gli anziani, che sono quelli che hanno costruito questo paese, che hanno creato la democrazia nel nostro paese, e molti, la maggioranza, sono sotto i 500 euro, che non gli vengano riconosciuti 80 euro. Questo emblematicamente una delle motivazioni per cui noi saremo in piazza il 2, 3 e 4 per protestare. Avete segnato le date, quindi insomma se volete aggiungervi, come si suol dire, alla ciurma per far sentire la vostra voce, loro saranno lì. Grazie per essere stati in nostra compagnia e un grazie ancora caloroso ai nostri ospiti, a voi telespettatori. Linea Diretta torna ancora domani alla stessa ora. Arrivederci.